Ed eccoci qua, cari a Curiosona, buon pomeriggio a te che sei alla mia destra oramai da mesi. Un saluto alla regia di Pierangelo Buttazzoni. Una nuova puntata di Vicini Vicini. Vedete che in tribuna ci sono volti noti e volti meno noti. Intanto c'è una notizia, lo dicevo prima della diretta, si è materializzato il volto della Zamara della Croce Rossa, che ho sempre sentito al telefono, cara Curiosone, adesso c'è, anche se, come diceva il buon professor Tomada, è celata da questa immagine, questa mascherina, visto che il coronavirus non ci ha ancora abbandonato, ma andremo a conoscere più da vicino la realtà della Croce Rossa. Sapete che Vicini Vicini è anche l'occasione per mettere in evidenza gli angeli che soprattutto in questi periodi di grandi restrizioni sono in prima linea, sono degli anelli di collegamento fra le strutture ospedaliere e il territorio. Allora, saluto anche il signor Cedrini, Alessandro Cedrini, che di fatto può passare se vuole la mascherina, grazie a delle immagini, una Udine mai vista, ha fatto veramente parlare di sé, quindi intanto complimenti, un saluto, lei fa parte del circolo fotografico. Esattamente. Allora, mi può spiegare quando ha scattato queste foto e quante cliccate ha ricevuto? Allora, il percorso di fotografia di questo evento è nato per gioco fotografando le strade deserte. Poi si è evoluto iniziando a fotografare le persone, le varie fasi del lockdown. È stato un percorso di fotografia di circa un anno e in totale ho avuto un picco di 8.000 follower su Instagram e abbiamo calcolato circa 900.000 visualizzazioni, con persone da tutto il mondo che hanno seguito le fotografie che abbiamo scelto e che abbiamo postato. Ecco, senta, di fatto non sono foto che mettono allegria, ma raccontano la nuda verità. Sì, sono foto che fanno riflettere, stava succedendo qualcosa, la fotografia lo enfatizza in maniera superiore, c'è una drammaticità, ci sono delle riflessioni, ci sono persone pensierose, ci sono tante immagini che danno un volto diverso di Udine, sia dal punto di vista architettonico, della vita e del dolore che abbiamo avuto col coronavirus, che ha preso tutti a vari livelli. Bar chiusi, panchine ogni tanto occupate, abbiamo visto prima la cima del Castello di Udine, dove un tempo chi andava a scuola lo sceglieva per andare a marinare qualche, adesso Tomada, tanto è prescrizione ormai, quindi io l'ho fatto poche volte. Lei ha mai marinato a scuola? Ovviamente sì. E facendo delle foto o no? Perché non c'erano i telefonini all'epoca. Non c'erano i telefonini. E questa è proprio, siamo a 2 passi da Palazzo d'Aronco, no? Sì, diciamo che in tutti i miei scatti io riuscivo volevo catturare il momento in cui le persone si fermavano a riflettere, perché come vedete sono persone che sono separate, distanziate, tutte riflessive. E sono cose che mi hanno un po' lasciato anche a me il segno che fotografavo. Ah, ecco, adesso le vedo. Questo siamo proprio in centro a Udine. Questa è una fotografia fatta in via Mercato Vecchio, di riflesso su una vetrina. Molte volte per fotografare non si fotografa direttamente il soggetto, ma in questo caso è fotografato su una vetrata il soggetto. Anche questa è una persona in riflessione, senza mascherina, era un periodo in cui la mascherina non era obbligatorio vestirla, però zoomando sulla foto si vede una persona che è concentrata in dei pensieri. Questa piazza San Giacomo al tramonto è uno scatto molto dark, molto contrastato e fa parte un po' della drammaticità delle mie fotografie, perché sono molto bianco e nero e molto profondo dal punto di vista di questo nero a macchia, no? Ed è molto particolare perché c'è questa striscia di luce che praticamente attraversa la piazza. In questo caso non ci sono fotografie di persone con le mascherine, ma è solo la città che si è fermata. Cedrini, nella vita cosa fa? Io sono un direttore in un'azienda qui locale e gestisco assieme al titolare un'azienda. E le foto quando riesce a farle? Le foto le faccio in dei ritagli di tempo di un'ora e mezza, e quando decido di andare a fotografare cambio abbigliamento, quindi mi metto in tenuta sportiva e vado a cercare delle fotografie un po' inusuali, come questa per esempio, come questo ragazzo che sta, anche lui, sta pensando, è in piena fase di riflessione. Sono scatti che io trovo in un'ora e mezza di un'uscita, dove scatto 350-400 foto e dopo ne seleziono una ventina di quelle più rappresentative. Questa è Piazza 20 Settembre, anche qui molto dark, si lavora con le ombre e vengono fuori questi contrasti di questa fotografia black and white. Questi volti,
Quando guariranno? Perché sono volti feriti. Questi volti sono volti feriti, però secondo me hanno scoperto tanti valori durante il lockdown, perché ognuno di noi si è fermato a pensare, no? Ai limiti, alla libertà, quindi diciamo dietro questi momenti di grande riflessione uno riparte, deve ripartire, quindi l'occhio, si diceva prima con i ragazzi della Croce Rossa, tutti noi siamo stati mascherati, facevamo vedere soltanto gli occhi, e gli occhi sono il massimo dell'espressione di una persona, e tutti ripartiranno in maniera diversa. Poca periferia, tanto centro. Poca periferia perché ho deciso di concentrarmi sul centro di Udine, perché Udine è una città che viene fotografata in molti modi e riuscire a fotografarla in modo un po' inusuale o scatti particolari, questo è una trasferta con dei colleghi che abbiamo fatto in aeroporto a Trieste e come vedete siamo tutti in fila, tutti con la mascherina pronti a partire. Udine perché, ripeto, si fotografa in 1000 modi con le stesse angolature, io ho cercato invece di rappresentarla in maniera diversa per farla conoscere. Walter, si diceva prima del Covid, Furlan, non tu ridis mai. Adesso per fortuna che c'è la mascherina, adesso abbiamo proprio voglia di sorridere e lo stai facendo tu anche adesso. Beh, bisogna farlo perché altrimenti se non fossimo in grado di farlo e di ripartire, come diceva adesso Alessandro, a cui vanno tutti i complimenti per queste foto, un giorno ne sorrideremo perché vorrà dire che abbiamo attraversato quest'epoca del nostro scontento, che non è un unicum nella storia friulana. Io oggi mi sono portato dietro questa rivista, il Pignarul, che è il numero unico che esce a Tarcento per l'Epifania, e credo sia un record di longevità perché è diretto da più di 50 anni dalla stessa persona, il professor Luigi Di Lenardo. E l'ho portato dietro proprio perché racconta la storia delle tantissime pandemie che già la nostra terra ha attraversato. Vengono dal 300, si chiamavano peste, si chiamavano poi vaiolo, colera, la giandusse, la chiamavano in tanti modi ed è stata una costante della nostra storia. E se siamo davvero rimasti come popolo, con la nostra lingua, con le nostre tradizioni, con la nostra capacità di cadere e di rialzarci, è proprio vero quello che diceva Alessandro, che nei momenti peggiori gli esseri umani in generale, ma anche un popolo come il nostro, che è sempre stato un crocevia di grandi incontri, ma anche di grandi scontri, tra popoli e tra eventi e tra catastrofi anche, beh, a un certo punto si rialza e quando si rialza è più forte di prima. Questa è una stradina, questa ragazza di colore, penso che tu l'abbia incontrata in una delle laterali che portano in piazza San Giacomo, se riconosco bene. È la strada che porta dal Duomo a piazza 20 settembre. Sì, comunque sempre centro. Sì, sì, sempre centro, sì, sì. Questa è una ragazza che si chiama Aisha, mi sembra di ricordare, ho chiesto l'autorizzazione a fotografarla, perché aveva dei contrasti di colori, e dopodiché mi sono fermato chiaramente a chiacchierare con lei, le ho fatto vedere la foto e le ho chiesto anche cosa pensava di questo momento del lockdown. Mi sembra che avesse 25 anni, e mi ha permesso di fare 5 scatti, di questo un po' il più rappresentativo, e ha praticamente questa fascia con tutti dei braccialetti che lei vendeva, no? Nella sua semplicità aveva tanti colori, tanti contrasti, no? Vedete un volto, la carnagione chiaramente diversa, scura, questa mascherina un po' tigrata, questa fascia rossa, questi colori blu, c'è una luce gialla. È uno scatto che rappresenta anche qui l'occhio umano. Io sono rimasto estremamente colpito dagli occhi delle persone. Cioè una persona cambia totalmente con la mascherina o senza la mascherina. Con la mascherina è molto più, secondo me, forte il contrasto con gli occhi, la sensazione, l'umore. Di fatto uno non può bluffare, quelli sono l'unica cosa che puoi dire. Esattamente, esattamente. Allora, andiamo con il primo brano. Saluto ovviamente Pascoli Renzo Pascoli di Ragogna, che evidenziamo che lui si tiene a dire che è del comune, abita nel comune, nella località capoluogo Ragogna, che so che ci guardano, il Buon Carocci. Andiamo con un valzer popolare di Bacai.
Molto bene. Allora, Spinato ha il microfono. Chi è Andrea Spinato? Sono un volontario della Croce Rossa e da qualche anno mi occupo adesso delle attività sociali del gruppo di Udine. E con te e con il resto dei rappresentanti della Croce Rossa, nella seconda parte vi mostreremo, perché ho chiesto alla Croce Rossa e nella persona di Andrea di mandarci delle immagini, la povertà non è che va in vacanza perché c'è il Covid, anzi è aumentata e questi angeli più volte alla settimana escono al freddo. Vi ricordo che stanotte sono annunciati -7, -8, e, insomma, un tozzo di pane e qualcosa di caldo per questi sfortunati che sono in strada, ma torneremo da Spinato tra poco. Ed eccoci con voi. Allora, Spinato, cominciamo a raccontare qual è l'impegno della Croce Rossa di Udine all'epoca del Covid. È un impegno che vede volontari, operatori impegnati H24 da ormai diversi mesi, impegnati sia con ambulanze, quindi con tutte le attività sanitarie, sia impegnati in attività sociali nel distribuire generi di conforto o, come dicevi tu prima, portare un aiuto alle persone che si trovano in strada. Senti, qua nelle immagini vediamo un cassonetto. Sono delle persone che di fatto... Sì, molte volte le persone cercano riparo in luoghi difficilmente raggiungibili durante la notte da persone, luoghi che loro definiscono riparati. È anche vero che oltre a questi, tra virgolette, giacigli segreti nascosti, le nostre unità di strada percorrono le vie del centro, quelle che ha immortalato il Signore, o punti sensibili come l'autostazione o la stazione ferroviaria dei treni. Riuscite a scambiare qualche parola con queste persone? Sì, ogni persona che vive in strada ha una storia sua diversa e la relazione che viene instaurata con loro è diversa, cambia dal vissuto, dall'esperienza che loro hanno fatto. Ci sono persone in cui nel giro magari di pochi minuti si riesce ad entrare in empatia con loro, invece persone cui serve più tempo, settimane, se non addirittura mesi prima di riuscire ad instaurare una relazione. E qui ci sono delle signore che di fatto preparano se non vedo male, mascherine. Sì, sono le nostre infermiere volontarie che durante l'emergenza, qua eravamo proprio periodo di aprile-maggio, quindi nel cuore dell'emergenza, insieme alla Confcommercio e altre realtà locali hanno istituito un laboratorio di creazione di mascherine chirurgiche. Quindi le mascherine venivano confezionate e cucite all'interno dei nostri locali per poi coinvolgere anche la popolazione che ha donato, se non addirittura partecipato attivamente nella confezione delle mascherine. Zamaro, andiamo con lei. Ecco, qui siamo al buio, questa è evidentemente una perlustrazione alla ricerca di chi è piuttosto solo. Una dimora in effetti non ce l'ha. Questa è una delle attività che in effetti il Comitato di Udine, di Croce Rossa di Udine, svolge soprattutto sul territorio cittadino della città di Udine. Il Comitato comunque, io ci tengo sempre a ricordarlo, ha un territorio molto vasto sul quale opera. Si chiama Comitato di Udine perché effettivamente, diciamo così, la regia parte da Udine. Ma sotto questa regia ci sono tante piccole realtà, tante unità territoriali. Basta pensare che come Comitato di Croce Rossa di Udine abbiamo ben 14 sedi staccate, unità territoriali le chiamiamo noi staccate, quindi siamo operativi da Tarvisio fino a Latisana, Lignano, passando un po' per tutto quello che è il territorio friulano. E ogni sede, ogni realtà territoriale conosce talmente bene il suo territorio che chiaramente per noi è una fonte di ricchezza. Chiaramente la realtà, la povertà o le vicissitudini che caratterizzano magari il territorio di Tarvisio non sono quelle che poi riscontriamo magari su Udine, ma non per questo meno importanti e che devono essere seguite comunque con tutto il nostro impegno e la nostra disponibilità. Chi sono questi due ragazzi?
Allora, ho il rappresentante dei giovani di Croce Rossa che hanno riscoperto, hanno trovato in questo periodo una nuova povertà derivante proprio dal fatto della mancanza di socializzazione, e quindi loro si sono rivolti in maniera molto forte verso i nostri giovani e hanno creato questo progetto importantissimo, che poi magari vi racconterà, di formazione a distanza. Ecco. Ti chiami? Salve, sono Mauro. Mauro, come si fa a formare a distanza? Intanto bisogna avere un pedigree, insomma, bisogna essere no? Chiaramente. No, più che altro per questa mancanza di informazioni anche durante la pandemia, già da marzo, che era esploso tutto, c'era caos, non si capiva molto bene. Grazie al responsabile del gruppo giovani siamo praticamente riuniti virtualmente e siamo riusciti a preparare una presentazione da fare ai ragazzi in particolar modo per chiarire quello che è il Covid-19, la sua modalità di trasmissione, le caratteristiche del virus, poi anche chiarificare i decreti, quello che vogliono dire, e importantissimo l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale, che molte volte non vengono utilizzati correttamente, che aumentano quindi la trasmissione. Noi siamo quindi poi andati a presentare alle scuole del territorio e solo nell'Udinese siamo riusciti a formare 3.200 studenti, ma non si è fermato lì perché poi siamo spostati anche verso Varese a formare ragazzi della Lombardia e poi recentemente, qualche mese fa, il gruppo pordenonese con l'Avis del Friuli Venezia Giulia ha formato anche ragazzi del territorio di Pordenone. Quindi siamo riusciti proprio a preparare queste lezioni in un linguaggio semplice che fosse chiaro per tutti, accessibile a tutti, su quello che sia la pandemia e diciamo i comportamenti adeguati, anche per evitare che tutta quanta la formazione dei ragazzi venisse solo dai social media, ma che derivasse dai siti governativi e dagli articoli scientifici, mediante la evidence-based medicine su cui tutti quanti si basano adesso nella medicina moderna. E lui chi è? Eccoci. Grazie, mi chiamo Amorino, sono un volontario, collaboro con Sabrina per quanto riguarda le attività sociali proprio del territorio, quindi un po' la gestione di questi 14 gruppi e quindi della realtà poi alla fine provinciale. La povertà è aumentata? Ma sì, direi proprio di sì. Non solo la povertà come la intendiamo, diciamo, per quanto riguarda proprio la mancanza di cibo, ma una povertà un po' più trasversale, un po' più silente, in cui veramente mette a dura prova veramente il fatto di essere comunità o territorio, quindi essere presenti veramente sul territorio. Amorino, esatto. Il nome. Ecco, da quando è iniziata la pandemia, quella divisa che porti, che indossi, vale di più? No, direi che il valore è sempre lo stesso. I valori, i principi di Croce Rossa sono sempre alti, e ne sono ben fiero, sono però consapevole che la responsabilità, questo sì, è aumentata di parecchio, proprio nei confronti delle persone e di chi comunque conta su questa croce per chiedere aiuto. Ecco, il tuo collega parlava di 3.200 ragazzi formati, un paese intero. Sì, diciamo che il movimento è molto ampio, ma come preferiamo un po' definirci così un po' anche noi, la Croce Rossa non è dei volontari, ma la Croce Rossa è proprio di ognuno di noi, di ogni cittadino, che dovrebbe comunque in qualche maniera sostenerla, come in questo periodo abbiamo avuto un notevole comunque riscontro e partecipazione, solidarietà. Una parola che abbiamo riscoperto, che abbiamo potuto vivere proprio in prima persona, è la solidarietà. Nessun cittadino, a qualsiasi richiesta, a qualsiasi latitudine proprio della provincia, si è lesinato nello starci vicino. Ti chiedo, questa immagine, abbiamo visto questa tenda, se Pierangelo ce la rimostra, mi fa tanto piacere, vicino a questa aiuola. Quando andate a trovare, grazie Pierangelo, che cosa vi dicono queste persone quando magari andate anche a svegliarle, magari dormono, scherzano un sonnellino? Ma qui credo che sia meglio che parli un po' Andrea. Che allora è più... passiamo, grazie. Spinato. Diciamo che alcune persone in un primo momento sono diffidenti
tante volte, non nego, veniamo allontanati e lasciamo allora solo magari una tazza di tè, una coperta. Successivamente comunque le nostre unità di strada seguono un itinerario condiviso con le forze dell'ordine, le istituzioni, che diciamo cerca di rispettare orari per dare continuità, e vediamo che le persone piano piano si aprono e ringraziano poi del passaggio, di aver lasciato una bevanda calda. Bevande calde, tè, vestiti sono in realtà solo mezzi per riuscire a creare una relazione con loro. L'obiettivo è ovvio, è quello di offrire un'alternativa alle persone, agganciarli ai servizi sociali, offrire un posto letto, offrire un'assistenza a 360 gradi. Zammaro, di che cosa hanno bisogno? Cioè, i vostri magazzini hanno, scusi il termine, munizioni, nel senso, materiale per questa gente? Ma siamo stati, come diceva il mio collega Morino, siamo stati molto supportati dalla popolazione, dagli enti, alla nostra richiesta di aiuto, perché dobbiamo essere sinceri, dall'inizio pandemia il numero di famiglie che stiamo assistendo è notevolmente aumentato. La povertà è molto modificata dai nuclei familiari di persone comunque provenienti da territori extracomunitari, che erano forse quelli che agli inizi si assistiva principalmente. Ci siamo ritrovati con delle nuove povertà. Quindi i nostri cassaintegrati friulani, che vedono comunque ritardare il pagamento della busta paga, della cassa integrazione. Ci sono gli imprenditori, perché non nascondiamoci dietro un dito, insomma ci sono realtà imprenditoriali che sono bloccate, che sono ferme da quasi un anno, e quindi sempre di più ci sono richieste da parte di queste, noi le definiamo nuove povertà. Ecco, e chi ci sta guardando in questo momento e dice vorrei dare, cosa deve fare? Certo, allora noi siamo presenti, siamo in comitato, il gruppo di Udine ha una sede, un magazzino all'interno del comitato, c'è un comitato e un magazzino provinciale, quindi che va poi in qualche modo a supportare, come dicevo, le 14 unità, e ci può stare vicino donandoci dei viveri. Quello che noi chiediamo solitamente è del latte a lunga conservazione, perché il latte è l'alimento base soprattutto per tutti i minori che assistiamo, tutto quello che è scatolame, quindi cibo che può essere conservato per periodi lunghi. Possiamo essere aiutati attraverso borse spesa che i cittadini stessi possono consegnarci presso il comitato in via Pastrengo, con delle carte prepagate, noi le abbiamo definite carte prepagate, che possono permetterci anche nel lungo tempo di essere efficaci appunto per la donazione, per il contributo alimentare verso queste famiglie. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità tra poco. Rieccoci con voi. Carocci, dovevi salutare chi? Amici di Rigolato, Bar e le Belle Arti, volevo fare un saluto. Mandi. Perché tu sei di Rigolato. Sono di Rigolato. Lui è di Ragogna. 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 Io dico sempre che lui è di San Daniele, ma no, poi mi sgridano. No, per l'amor di Dio, perché qua Muris che insomma nel 2020 è stato protagonista del Giro d'Italia, si può dire, no? Che è in comune di Ragogna, quindi ci tiene il nostro Pascoli. Il mio paese è ai piedi del Crostis. E anche lì che dovrebbe passare il Giro d'Italia, non so quando. Non so quando, sì, so che c'è stato qualche casino, no? Qualche anno. Per ok, mandi e ti si vede. Ciao. Cosa sentiamo adesso? La polca de Meint, Pacai. La dedichiamo ad Andrea della Croce Rossa, che appena... Lui è appassionatissimo. Quando lui cucina con la sua metà, va di... Sì, la sua amorosa ride, perché tu vedi Facebook e ride.
e grazie a Renzo Pascoli. Enzo, salve, ben arrivato. Mi hai riconosciuto da cosa? Dalle sopracciglia? Questa è una mascherina chirurgica, sì, mi confermate, chirurgica. Perché aveva avuto in omaggio quella mascherina con il basculante, no? Sì, sì, adesso non l'ho trovata oggi, devo averla persa. Cosa hai trovato per oggi, Enzo? Due robe. Prima di tutto devo dire che questa è una puntata molto seria. Fra gli amici volontari della Croce Rossa, fra le immagini di Udine, praticamente crotte di int, che io non l'ho mai vista così e mette malinconia. E dopo le pandemie, dopo tutte le disgrazie che ci hai detto che ci sono in quel libro lì. Ma guarda, ce n'è una collezione sterminata. Siamo ancora vivi, ma anche con tutti i rimedi, i segni del destino, i presagi, cioè veramente interessantissimo. Il Pignarù. Sì, assolutamente. Ad esempio, sapevi che hanno sterminato colonie di vipere perché si erano convinti che la vipera serviva alla teriaca, che era un rimedio contro la peste? Hanno fatto bene, a me fanno paura le vipere. Ti hanno fatto paura, ma pensavano che servissero, invece dal punto di vista scientifico questo non è dimostrato, ma tante volte l'autosuggestione... Ma domandi a Carocci, lassù in Chiarnia, le sviparis, le sdoprin per metterli ste bottiglie con le snappe. Le vipere le mettete nelle bottiglie... Tieni il microfono un attimo. Da noi ci sono le vipere con le corna, innanzitutto. Quelle sono Ma se per quello anche molti altri. Però, guarda Enzo, su in Trentino, no? C'è un mio amico che ha un rifugio e fa proprio la vipera nella grappa. E fa bene. Non so come farà, ma deve essere amara. No. L'hai provata, Enzo, tu? La vipera? No, la vipera, la grappa alla vipera. Con vipera, senza vipera, non la berrei mai coi topi. Sì. Anche quelli mi fanno un po' di senso. Invece ho trovato 2 o 3 robe, però mi sento un po' così a portare leggerezza in ci vuole anche questa. quella. Ma ci vuole, e sai perché? Perché sono convinto che se andiamo avanti così, adesso cambiamo colore un'altra volta, pazienza, ma c'è il rischio che prendiamo il virus della malinconia. Io comincio a schiaffoarmi con che robe qui. E bisogna evitarlo. Cioè, se noi non portiamo un po' di allegria nelle nostre case, nella società, mi si ha ne sostari. Tu la voglio, io come a chiattare un amico, telefono, venga a chiesa me, sì, ma poi dividere domendoi, e una volta solo in dì. Difficile. Da altre parti. Allora ho trovato una roba così, anzi di più. A proposito, mi hanno telefonato, mi hanno scritto su Facebox, che sono robe salite, di là che vengono fuori le sclopettadis. Naturalmente, da lì. Da lì, da quel libro. Quale libro? Quello che hai in mano, caro. Ah, sì. E ci sei tu in quella copertina. Quanti anni avevi? 3 anni. 3 anni, a appena grado. compiuti. E avevo il costumino nuovo. Ma non c'ho il parlare a grado, questo lo mettevo sempre anche a casa. Avevo Domechel, che era un par di mudanti. Allora, vengono da qui. Dal Friuli. Anche. Si può chiedere ancora in edicola. Sì, solo che mi dicono che in molte edicole è già esaurito. Bene. La cosa mi fa piacere, ho saputo che anche il tuo Funziona. libro, che è molto più importante, Ma figurati. è esaurito. Sono tutti importanti. Sono tutti importanti, sì, ma il tuo è molto importante perché fa anche solidarietà. Questo fa ridere, ma serve anche quello. Allora, ciao chiattate, non dal libro, ma da Manny Uccel, che tu sai benissimo di dov'è. Ho no? bisogno del professore. Di Il professore sa che Manny Uccel è Biliris. di non confondi con le sbilitis. Che sono altre robe. Tutte altre robe, no? Allora, che chi è paternità, menut han fatto a scuole une parfatte, e il mestri par mendalu, e il mut nol chiate. Al fas vigni somari, allora a scuole, e i conti di quel discul, i fevele, alle un spirtar Marie, che non la pas, e non da pas, e le mari, mi displas,
e al burle, all'urle, al manche di rispetto e le mari. Duzzo pari che il malandret, poi dopo non dis mai la verità, compagni come so pari, alle spudate, e in pui, che sta nel pie, signore Marie, se mai al pue san robe, al parte vie, so pari rut, che il diavolo pue sia al chiapalu, o ben quei fatti che l'om a non sposalu. Scusa Enzo, mendalu, cosa vuol dire? Aggiustarlo. Mendalu, rammendare. Mendalu. Allora, ieri sono andato con Gian Domenico Ricci a fare un servizio a Grado perché c'è un architetto austriaco che sta... Mi ha succhiatarla. No, ti ho pensato e vedrai, adesso capirai perché. C'è questo architetto che sta pensando di ripristinare il trampolino in mare aperto. Giornata fantastica, ho detto Driussi aveva fatto il bagnetto qua da piccolo. Non solo, ma io che sono un po' riguladot, perché a Ludaria mi hanno tirato su fino a 17 anni praticamente, ma io ho imparato a camminare a Grado, perché prima di un anno, a 11 mesi, mi hanno portato lì, io continuo a fare per italiano, ma di capire perché. E siccome che avevo imparato a camminare, e occolavi, ma occolavi sul sabbione, e quindi? E non mi facevi male. Praticamente sono là a Grado che non camminavi, io sono tornato a Passons che ho camminavi. Allora, pensando a te, Gian Domenico Ricci, ho chiesto a Giando di fare delle immagini, abbiamo anche dei splendidi rumori di fondo a Grado. Lì dovrebbe sorgere, speriamo presto, questo trampolino. Andiamo con questa clip, poi dritti in pubblicità. E allora andiamo pure con il Quindi Brawlings. Scusa, no, vi fermo. Brawlings o Brawlings? Compagni. Compagni, ma... Compagni.
Grazie ancora a Carocci e a Renzo di Ragogna. Hai qualche... 3 sclopettate. Sì. Le prime, vere, eh? Le femmine per il compleanno mi ha regalato 2 golarinis. E io per farle contente andai mettute su una a colpo. E io tutte su strade. Ben, tu potevi dirmi che altre non ti piaceva, no? Femminis. A proposito di femminis. Arriva al tempo a portare di bevi all'uomo che stava lavorando. E che l'era usata, io le arrivava sempre con un buttaccio di aghe e lui le chiale, no, non hai sete. Orpo, io che vuoi ti hai portato un fias di vino, io tu, avevi sete e non mi visavi. E il plevan al chiate Beppo, ben Beppo scugni d'ital, io ti vio tu ne vore speste ostarie, e inglesie pocut se non ie, signor plevan, io ho resonato. Se o mur te ostarie, mi menen in inglesi è sicuro, ma so mur inglesi, cui mi mene te ostarie? E venni indicare dal libri, Chiedetelo in edicola, assieme al Friuli. E la patria, Tomada? Adesso siete in pausa. Siamo in pausa, ma stiamo preparando tante novità per Sì, tu una settimana fa parlavi di queste novità grafiche. Sarà più grande, più piccolo? No, grafiche. La patria cambia colore di solito, di anno in anno, e allora stiamo studiando un nuovo colore che possa insomma rappresentare l'annata. L'anno scorso era il rosso patriarchino ed è stato un rosso che... e lo dico ai nostri angeli con la tuta rossa, qua è stato un rosso diciamo di combattimento, perché non è vero, ma si dice che la bandiera rossa con l'aquila fosse la bandiera di guerra del patriarca e siamo andati in guerra davvero quest'anno. Diciamo che per l'anno prossimo vorremmo un colore un po' più speranzoso. Quindi verdolin. Cioè le patrie cambiano colore. Sarà cor. Ma anche il governo italiano. Ma insomma, forse tale mio non fa di governo in questo momento, perché ho vinto già avuto disgrazie senza pensare al governo. Zamaro, per le persone che ci guardano da casa, se c'è qualcosa che serve, in particolare utilizziamo questo mezzo per supportarvi. Diceva prima il latte a lunga conservazione. Sì, latte a lunga conservazione e tutto quello che è cibo a lunga scadenza, quindi legumi, tonno, pomodoro, riso, pasta, tutto quello che può essere in qualche modo conservato presso i nostri magazzini e distribuito da qui avanti, perché poi insomma purtroppo le previsioni non sono certo delle migliori. Ci saranno altre richieste, le richieste sono ogni giorno in aumento, ci sono gli stagionali, abbiamo la montagna chiusa, abbiamo avuto un'estate che non è stata proprio l'estate a cui eravamo abituati, non sappiamo quello che sarà purtroppo domani, per cui assolutamente sì, abbiamo bisogno di tutti voi, di tutti, veramente. Senta, le riserve ce ne sono ancora? Sì. Ci sono delle riserve perché, come dicevo prima, tutti gli appelli che abbiamo fatto sono stati raccolti, comunque le associazioni dei territori, le realtà, le varie realtà di associazioni sportive, gli enti comunali, perché non dimentichiamoci che comunque noi lavoriamo in rete con tutti quelli che sono gli attori, i soggetti che in qualche modo leniscono le sofferenze delle persone, per cui c'è il contributo da parte di tutti e questo ci permette di essere efficaci sul territorio. Abbiamo più di 1000 utenti, quindi capisce che insomma... E più di 1200 volontari. E più di 1200 volontari, più o meno attivi chiaramente. Quindi possono chiamare 55 il numero della centrale operativa o è meglio non fare quel numero? La centrale operativa è una centrale unica, quindi è 0432 531 531. Poi sarà la centrale operativa che a seconda delle necessità del cittadino smisterà le richieste di sociale piuttosto che le richieste proprio sanitarie. Un brano ancora? Cos'è? Valzer ancora. Serenade dal Pastore.
Grazie. Volevo andare un attimo ancora da Andrea. Ci sono evidentemente riserve, ma come ripeto, se c'è qualcuno che ha cibo in scatola, latte a lunga conservazione, chiami il 531 531 0432, il centrale della Croce Rossa, fatevi avanti, anche qualche piccola offerta alimentare aiuta queste persone che supportano il territorio. E i volontari? C'è sempre spazio. Sì, i corsi di reclutamento sono stati sospesi in questi mesi a causa della pandemia. Abbiamo comunque sperimentato anche la formazione a distanza per i volontari, cioè che lo standard, il corso ottimale è quello in presenza, che non vediamo l'ora di riprendere in tutte le sedi. Dobbiamo salutare la Presidente Cristina Cerutti, che è a casa, salutiamo, buona ripresa, e un saluto anche al direttore Coiutti che ho incontrato la scorsa settimana, ma mi sa che ci vedremo spesso perché abbiamo molte idee sulla Croce Rossa, è giusto enfatizzare il vostro lavoro. Enzo, a presto. E auguri, posso farti gli auguri per una roba della prossima settimana? Sì, grazie. Noi ci rivediamo molto presto. Tomada, in bocca al lupo. Grazie al fotografo, ripetimi il nome. Alessandro Cedrini. Cedrini, sì. Che ha l'autore delle immagini. Spero che tu possa fare fra qualche mese foto di una Udine dove gli assembramenti saranno consentiti perché al Covid avremo, per così dire, dato una pedata in quel posto. Quindi, non mancherò. Ma adesso dobbiamo ovviamente rispettare le regole, quindi grazie agli amici della Croce Rossa, grazie ad Andrea, arrivederci Zamaro. Grazie, a presto. Stia bene, grazie alla regia di Pierangelo Buttazzoni, telegiornale 16:30 e poi alle 19, arrivederci.